saluto tutti i partecipanti a questo secondo incontro MAB Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il DIUM dell'Università di Udine. Il ciclo di quest'anno è intitolato Museologia, Archivistica e Biblioteconomia, la storia delle discipline a confronto. Nell'incontro precedente, l'11 marzo, abbiamo ascoltato la professoressa Paola Marini sul tema Il museo, un nuovo appuntamento con la storia. E oggi ascolteremo il professor Alberto Petrucciani sul tema Biblioteconomia, una disciplina applicata, radici e prospettive. Io saluto il professor Petrucciani, lo saluto naturalmente a nome del MAB Friuli Venezia Giulia. I colleghi del MAB sono anche, alcuni sono anche partecipanti al DIUM dell'Università di Udine. Vedo anche tra i partecipanti abbiamo parecchi studenti che saluto e tutte le persone convenute. Presentare il professor Alberto Petrucciani non è impresa di tutti i giorni né cosa di poco conto. Lo spessore culturale, la sua impressionante letteratura, per citare Domenico Scarpa in un recente intervento di cui dirò tra poco, la curiosità intellettuale che lo ha portato negli anni a occuparsi, scrivendone, di tantissimi temi inerenti a biblioteche, bibliotecari e pratiche biblioteconomiche, ci restituiscono una figura che conosce in profondità la teoria tanto quanto è attento e critico nei confronti della pratica. Docente certo, ma mai lontano dalla professione che ha conosciuto bene. Dopo la laurea e il diploma conseguito alla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, Alberto Petrucciani è stato bibliotecario alla Biblioteca Giuridica dell'Università di Genova e alla Biblioteca Universitaria di Genova del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Docente di ruolo di prima fascia di bibliografia e biblioteconomia all'Università di Bari e Pisa, dal 2009 insegna alla Sapienza di Roma, nella scuola di specializzazione dei beni archivistici e nel dottorato di ricerca in scienza del libro e del documento. Dal 2012 coordina il dottorato di ricerca in scienze documentarie, filologiche, linguistiche e letterarie, sempre presso la Sapienza. Molte le cariche culturali nelle commissioni e comitati IFLA e CERL. Dal 2012 dirige la rivista Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. È stato presidente della SISB, Società Italiana di Studi Bibliografici e Biblioteconomici, dal 2013 al 2018 e in precedenza membro del comitato promotore e del consiglio direttivo della stessa SISB. Dal 2016 è presidente del comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del MIBACT, membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, vicepresidente nazionale AIB, dal 1991 responsabile scientifico delle edizioni dell'AIB. Per quasi 10 anni ha diretto il bollettino AIB, del cui comitato scientifico fa ancora parte. Dal 1997 membro e dal 2005 relatore della Commissione per la revisione delle regole italiane di catalogazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Se l'elenco degli incarichi professionali è già piuttosto corposo, parlare della produzione intellettuale occuperebbe il nostro pomeriggio. Darò solo qualche cifra a scopo esemplificativo. Una pagina non più aggiornata dell'Università di Roma, risalente al 2016, riporta, non saprei dire con quale grado di completezza, l'elenco delle pubblicazioni recenti del professor Petrucciani, ovvero quelle che occupano un periodo compreso tra il 2003 e il 2016. 8 pagine per più di 110 titoli di interventi. A questa notevole quantità di scritti si dovrebbero aggiungere quelli apparsi dal 2017 a oggi, e mi aiuta una pagina a lui dedicata dalla Sapienza, dove la produzione scientifica sfiora i 50 titoli. Ma al di là del dato numerico, ciò che forse impressiona davvero è la capacità di indagare in profondità il mondo delle biblioteche, dei bibliotecari e dei lettori. Giovanni Solimine recentemente ha affermato che ad Alberto Petrucciani si deve una nuova direzione della storia delle biblioteche, attraverso lo studio dei registri di prestito che raccontano moltissimo delle pratiche antiche e recenti delle biblioteche e di chi ci lavora, ma che restituiscono anche profili inusuali di lettori altrimenti noti. Si vedano ad esempio gli studi su Dino Campana, e non si può non citare il progetto Lettori e Biblioteche nell'Italia contemporanea, un sito in elaborazione sull'uso delle biblioteche soprattutto sotto l'aspetto del punto di vista degli utenti lettori.
professor Petrucciani ha scritto diversi libri, ci sono volumi che da bibliotecaria vorrei definire preziosi, come il manuale di catalogazione, scritto con Simona Turbanti, in 2 edizioni, l'ultima dello scorso anno, e ha tenuto anche interventi illuminanti sulla terminologia catalografica, ma ha scritto anche di libro antico e almeno una volta all'anno, sempre facendo una statistica sugli interventi, Alberto Petrucciani si è occupato di professione bibliotecaria con occhio attento e vigile, rendendo un servizio importante non solo alla comunità scientifica, ma direi prima di tutto a chi nelle biblioteche lavora e si forma. Cito ancora Domenico Scarpa nell'introduzione agli studi offerti ad Alberto Petrucciani da colleghi e collaboratori dal titolo L'arte della ricerca, fonti, libri, biblioteche, edito dall'AIB nel 2021, quando scrive: non sono molte le persone capaci di dare del tu a se stesse e alle cose di cui si occupano e di mantenere facendo questo il rispetto di se stesse e delle cose, il buon tono, l'equilibrio giusto fra distanza e confidenza. Dare del tu alle cose, mi viene da dire, significa conoscerle bene e spesso conoscerle bene significa avere uno sguardo critico. Della notevole produzione del professor Petrucciani mi colpiscono alcuni contributi recenti apparsi in forma di interrogativo, che è un po' la forma dell'indagine. Ne cito solo un paio. A che servono i bibliotecari prima e dopo Google? E siamo alle stelline, convegno 2016. Poi un intervento sull'uso delle biblioteche al seminario internazionale di ricerca, che ha dato il via proprio a quel progetto sui lettori. Che cosa è successo in biblioteca? Era il titolo di questo seminario internazionale. E da ultimo un intervento al 20° workshop Teca del Mediterraneo. Che ci sei andato a fare in biblioteca? Caro professore, vorrei rispondere che molte cose sono successe, soprattutto negli ultimi 2 anni. Che noi bibliotecari ci sentiamo categoria in via di estinzione. Che in biblioteca vediamo, quando la vediamo, un'utenza spesso rarefatta e spaesata. Allora mi piace concludere questa presentazione con le sue parole usate proprio in quel recente workshop, che credo introducano bene anche la sua odierna lezione. Scriveva: perché è molto importante guardare indietro? È molto importante perché ci si rende conto di come ci siano fenomeni che cambiano radicalmente nel tempo e insieme persistenze molto più profonde di quanto spesso ci immaginiamo. Raramente siamo capaci di fermarci un attimo nel nostro operare quotidiano, di guardare le cose da una prospettiva non tanto ravvicinata, per comprendere meglio cosa è davvero cambiato e come. La ricerca storica può fornire un contributo molto importante anche per le decisioni e le azioni di oggi, perché permette di dare risposte concrete alle nostre domande. Si può osservare ovviamente che le risposte del passato sono presumibilmente diverse da quelle del presente e che a noi interessano queste ultime. Ma come sempre, con buona pace del facilismo imperante, le cose sono molto più complicate di così. Più che al presente, in effetti, dobbiamo guardare al futuro e per guardare al futuro è evidente che dobbiamo guardare al passato, cioè a come fra le attività del passato alcune hanno prodotto futuro, sviluppo e altre al contrario sono state sterili, hanno disseccato la pianta invece di farla crescere. Le lascio la parola, professore, con la preghiera di fare un po' di luce in quella che troppi tra noi oggi vedono come una lenta e inarrestabile incombente oscurità. Grazie, io ringrazio di questo invito, ringrazio la dottoressa Menisi di queste belle cose che ha detto. Insomma, si è capito che, diciamo, non sono stato con le mani in mano, questo sì. Tra l'altro mi pare che l'anno prossimo faccio 40 anni che faccio qualcosa per l'AIB, ma non nel senso che ho sempre avuto qualche cappello importante. Ho cominciato per esempio facendo il membro del comitato esecutivo regionale come tutti, insomma molte delle cose che faccio, per esempio sostenere l'attività della biblioteca, non è che è una carica con cui uno va in giro e si pavoneggia, insomma. Poi per 10 anni più o meno sono stato vicepresidente. Comunque ecco, diciamo, il tempo l'ho occupato, spero naturalmente anche con qualche frutto, a volte in maniera magari anche polemica, a volte anche un po' cambiando interessi, alcuni sono persistenti, quello per esempio per la professione.
altri invece più andati a periodi. In periodo ho fatto quasi l'incunabolista, ma per un breve periodo. Ed ero, quindi, verso di questo ero un po' veramente incerto come prendere l'argomento in questo caso. E così vedremo, insomma, in particolare avevo dato appunto in questo titolo radici e prospettive. Poi la parte radici mi è risultata più chiara, quindi la vedremo, spero anche che non sia noiosa, ci sono delle immagini, diciamo, non vuole essere una cosa molto dotta, erudita, però ce l'ho più chiara. Invece su prospettive effettivamente ero un po' più incerto e quindi su questo magari mi aspetterei, se possiamo, se il tempo ce lo permette, insomma, di ricevere magari qualche sollecitazione, qualche input, non è tanto il modo di dire, per capire su che cosa vi può interessare di più ragionare, diciamo, no? Ragionare insieme, perché ecco, su questo non ho veramente le idee chiarissime, quindi non è preparato, diciamo, allo stesso modo. Radici è più o meno preparato. E altra cosa che pure metto le mani avanti, io non conosco la storia dell'archivistica, pochissimo quella della museologia, per nulla, diciamo così, e quindi non ho, ma forse non ci ho neanche bene pensato, ecco, non ho pensato a fare nessun collegamento, quindi non ci sono collegamenti perché non me la sentirei proprio, sono cose che ci avrei dovuto quindi seguirò il discorso sulla biblioteconomia da solo, senza legami con questi altri settori, non per una scelta negativa, ma poi è venuto così e non avrei potuto fare diversamente. Quindi biblioteconomia, una disciplina applicata, radici e prospettive. Ora queste slide non sono moltissime, sono soprattutto radici, e si può cominciare dicendo che in realtà ci sono alcune fonti che sostengono che la biblioteconomia sia un'invenzione di Aristotele. Il primo, quello che ha inventato la biblioteconomia sia Aristotele. Detto così fa anche un po' ridere, no? Perché comunque, diciamo, fa pensare, insomma, però, diciamo, lo scrive Luciano Canfora, che non è proprio uno sconosciuto nel campo degli studi classici, naturalmente lo mette anche in dubbio, perché c'è una testimonianza di Strabone, che vive circa 300 anni dopo Aristotele, quindi a una certa distanza, testimonianze ancora più tarde, però testimonianze che Aristotele sia stato il primo anche per la sua scuola a raccogliere libri, appunto a insegnare ai sovrani d'Egitto per la biblioteca di Alessandria come si costituisce e si ordina una biblioteca. La cosa naturalmente appunto se ne può dubitare, però ho ingrandito questa nota sempre di Canfora perché si legga meglio. Va bene, naturalmente questo appunto ha un'importanza molto relativa, però è una curiosità che si può anche dire, mentre quello che non è affatto incerto e anzi è assolutamente sicuro, e secondo me può essere un insegnamento, una questione interessante da tenere presente, è che quello che è certo è che le biblioteche esistono con il loro nome e facendo le stesse cose da più di 2000 anni, da circa 2300 anni, e non è per niente comune che un'istituzione viva col suo nome facendo le stesse cose per più di 2000 anni. Con lo stesso nome, lo sapete appunto, tra l'altro la parola è rimasta non per niente greca e quindi non c'è niente da spiegare. Facendo le stesse cose magari qualcuno si può non dire, ma come facendo le stesse cose? Facendo le stesse cose in senso concreto, non in senso astratto, cioè non promuovendo la cultura, sostenendo lo sviluppo culturale della comunità. Ecco, no, non volevo dire questo. Volevo dire qualcosa di specifico, cioè raccogliendo, creando una collezione di libri, catalogandoli, collocandoli, dandoli in lettura. Quindi in concreto, non in astratto. Perché sicuramente questo le biblioteche hanno fatto per 2000 anni, naturalmente anche con qualche differenza, nel senso che via via, no, se non c'era il computer non usavano il computer, se non c'era macchina da scrivere non usavano la macchina da scrivere, se c'erano i rotoli invece che i codici, c'erano i rotoli.
C'erano solo libri? No, naturalmente, c'erano le carte geografiche, c'erano anche le monete e le medaglie, cioè non è che la biblioteca ha materiali non librari da 100 anni o da 50 anni, c'ha materiali non librari da 1000 anni o quello che sia. Quindi appunto questo fenomeno di un'istituzione di lunga durata che mantiene sia il suo nome che le sue funzioni e le sue attività, naturalmente adattandole via via. Però questo è notevole perché nel discorso, soprattutto negli ultimi 50 anni, c'è stato anche un periodo in cui andava di moda la sindrome del panda. Ho scritto un saggio anch'io. No, le biblioteche come un panda, come i panda, se non stiamo attenti, si estinguono. Quindi c'era un po' quest'idea, sottovalutando invece appunto che si tratta chiaramente di un fenomeno di lunga durata con una grande capacità di resistenza e non di una delle tante cose che vanno e vengono, che ci sono, sì, ma non sono proprio queste. Tuttavia, qui appunto vi dicevo biblioteca, naturalmente la biblioteconomia, cioè diciamo, il corpo di conoscenze che deve guidare il bibliotecario nel suo lavoro, nasce dopo, certo, molto dopo. La trattatistica antica e medievale è abbastanza limitata, un pochino ce n'è, abbastanza limitata. Si può dire che il primo serio organico testo di biblioteconomia senza la parola sia questo famoso Avis pour dresser bibliothèque di Gabriel Naudet, che esce nel 1627 e che effettivamente è un bel manuale, in alcune parti tuttora valido. Ora non può sembrare, ora siamo così fissati che tutte le cose devono essere all'ultimo periodo della moda, che l'idea che un manuale del 600 possa avere ancora qualcosa da dirci può sembrare strano, ma non è così. Sulla formazione delle raccolte dice delle cose a volte più interessanti dei manuali più recenti. La formazione delle raccolte è un tema molto trascurato negli ultimi anni. E quindi poi c'è tutto dal 600, soprattutto nel 600 e nei secoli successivi, uno sviluppo, diciamo, di trattatistica, manualistica di vario genere, in latino ma anche in francese, in tedesco e così via, anche raccolte di testi per poter avere un maggiore controllo degli opuscoli, dei libretti pubblicati, quindi comincia a esserci una letteratura consistente appunto a partire dal 600. Anche se non c'è ancora la parola biblioteconomia. E purtroppo per le biblioteche abbiamo una certa difficoltà a sapere come esattamente sono andate, che cosa è successo da loro, per esempio anche per mancanza a volte di fonti iconografiche. Per esempio esistono varie rappresentazioni di questo tipo di un armadietto. Questo è un armadietto, quello di sinistra, che contiene solo i 4 Vangeli. Vedete, Marco, Luca, Matteo e Giovanni. Questo è un po' più grande. Ma non abbiamo rappresentazioni di biblioteche. Per esempio, può capitare nei libri di trovare rappresentazioni di biblioteche dell'antica Grecia e dell'antica Roma, che sono totalmente inventate. Non abbiamo nessun elemento per credere che le biblioteche greche e romane fossero fatte come ce lo raccontano i libri di oggi, anzi è quasi certo che ci raccontano delle sciocchezze, per esempio che i libri stessero, i rotoli stessero dentro quelle nicchie, che ci fosse una sala di lettura, sciocchezze. Anche se quindi le biblioteche quello che fanno hanno una continuità appunto almeno di 20 secoli, di 2 millenni, c'è stata però un'interruzione fra mondo antico e quindi non possiamo dire che c'è una biblioteca che regolarmente svolge il suo servizio da 2000 anni, che sarebbe molto bello forse poterlo dire. Questa che vedete è quella che viene considerata la più antica, costituita nel VI secolo, quindi sono comunque 1500 anni circa che è in attività ininterrottamente. Ed è la biblioteca del monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, che trovandosi in questa gola, in questa posizione un po' riparata che vedete,
è rimasta abbastanza intatta, quindi comprende anche per esempio alcuni dei manoscritti più antichi della Bibbia. Comunque in attività ininterrottamente da circa 1500 anni, però come fosse organizzata, come fosse collocato il materiale, come avvenisse, insomma questo non lo possiamo sapere per un lungo periodo. Mentre cominciamo ad avere, abbiamo molte biblioteche anche in Italia che sono in attività ininterrotta da più di 1000 anni, per esempio biblioteche capitolari, di abbazie, di monasteri, e poi abbiamo un certo numero di biblioteche che sono in attività ininterrotta dal periodo dell'Umanesimo e del Rinascimento, quindi diciamo da 5 secoli, giù di lì, e per le quali possiamo dire meglio come funzionavano. Purtroppo per esempio non per la biblioteca costituita, la prima costituita dai Medici a Firenze, di cui San Marco, questa, di cui abbiamo l'aula, quest'aula a 3 navate, ma non abbiamo nulla di come era fatta e come funzionava. Questo è un allestimento per una mostra, insomma, ma non è come era davvero, mentre questa penso la conosciate tutti o quasi, è direi la biblioteca più antica che è conservata nelle condizioni esatte che aveva, abbastanza esatte. Questa sala della Malatestiana di Cesena fu costruita intorno al 1450, quindi ecco, poi ha avuto dei restauri ovviamente, ma il posto è quello, i mobili sono quelli, ed ha più o meno svolto il suo servizio con una certa regolarità, quindi dalla metà del 400 fino ad oggi. Con una grande innovazione, cioè con questo sistema, queste 2 file di plutei, con i libri incatenati qui che si possono tirare su, posare sul leggio, il lettore si siede sul pluteo dietro e quindi sappiamo come ce l'abbiamo, sappiamo come è fatta, sappiamo come funziona. Anche altre, questa è la Vaticana al momento della visita di Sisto IV, intorno al 1470-80, anche questa fatta a plutei, ma si vede peggio. Torniamo. Ora qui non ho scelto una di quelle con tutte le catenelle a vista, però volevo un attimo segnalarvelo perché banalmente, perché questo sistema dei plutei e delle catenelle è un sistema geniale per far usare di più i libri. Alle volte però c'è qualcuno che a prima vista le catene, cioè gli uomini legati con le catene sono una cosa tristissima, e quindi applica questo modello ai libri, cioè i libri con poveri libri incatenati. Naturalmente è tutto sbagliato, nel senso che incatenare i libri è un modo di farli leggere. Questo è il sistema, diciamo, è un precedente della scaffale aperto, non è un modo di non far leggere i libri. Però per far ciò bisogna avere un po' di informazione storica, sapere che se no i libri stanno chiusi a chiave negli armadi. Mentre quando stanno così c'è molta più libertà d'uso, naturalmente con una certa prudenza, perché c'è la catenella, non te li puoi portare via, non li puoi mettere troppo in disordine. Comunque non c'è dubbio che è un sistema di potenziare l'accesso libero ai libri, e quindi il fatto che ci siano le catene, diciamo, è al contrario appunto una forma di negativa di negare l'accesso al libro. Bisogna capire il significato delle cose, e quindi è rimasto in uso. Questa è una immagine, mi fa sempre piacere far vedere perché è molto viva, vitale, è la biblioteca dell'Università di Leiden nel 1610, quindi vedete animata, ma i libri sono ancora in questi che non sono più dei plutei, però vedete che hanno tutte le catenelle. Ora forse le vedete un po' piccole, però perché questo lavoro mi sembra che non lo faccia, non lo fa. Facciamo così. Poi la qualità comunque non è grandissima, però potete vedere appunto che c'è una divisione per materie, i libri sono disposti, ma ci sono queste catenelle, i libri non sono più in basso, diciamo.
ma ci sono queste catenelle e ci sono parecchi utenti che saranno probabilmente solo professori. È chiaro che a quest'epoca è difficile che gli studenti avessero l'accesso diretto agli scaffali, d'accordo, però comunque indubbiamente una biblioteca fatta per riuscire a gestire un servizio al pubblico, ma a un numero notevole di utenti, perché c'è posto per parecchie persone. Ci vanno parecchie persone, ci vanno anche col cane, questo è un problema su cui bisognerebbe riflettere. Comunque, purtroppo questa sala non esiste più, cioè esistono le pareti con le finestre, ma non appartiene più alla biblioteca, non ci sono più mobili, i libri immagino siano finiti da qualche parte nella sede attuale della biblioteca, ma credo che dei mobili non sia conservato nulla, però non ne sono sicuro. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, anche questa è una biblioteca a plutei con i soliti due file. Di questa in particolare volevo far vedere questa immagine perché, che io sappia, la Biblioteca Laurenziana fu aperta al pubblico nel 1571, ma questa immagine è del 1764 giù di lì, cioè di metà Settecento, quindi siamo molto più avanti, e purtroppo però, per quello che risulta a me, è la più antica immagine di una biblioteca italiana con il pubblico che io conosca. Naturalmente che io conosca non vuol dire, diciamo, se proprio non ce ne sono altri, vuol dire anche che purtroppo la storia delle biblioteche è stata studiata molto poco e male. Ci si è occupati pochissimo di raccogliere dati, notizie, immagini, e quindi potrebbe anche darsi che ci siano altre belle fonti che io non conosco, certamente. Perché naturalmente le immagini, c'è questa cosa triste, anche indicativa di un atteggiamento negativo. La stragrande maggioranza di immagini di biblioteche, siano esse incisioni o fotografie, incisioni, stampe o fotografie, ma almeno il 90% sono prive di persone, vuote, architetture, non biblioteche. Sono piuttosto rare quelle che comprendono il pubblico, e naturalmente questo vale anche per le fotografie. È noto agli storici della fotografia, quando ci sono delle persone spesso sono messe in posa per fare delle cose, cioè non sono delle istantanee, come dire, no? Anche quando sono delle fotografie, quindi vanno sempre analizzate, come del resto tutte le fonti vanno sempre prese con cautela, no? Diciamo, il fatto che ci fossero due cagnolini è una prova che i cagnolini venivano fatti entrare, insomma, ecco, non diamolo per certo, però è probabile. Tra l'altro ci sono anche molti manuali che raccomandano di non usare lo scaffale troppo vicino a terra, appunto perché il rischio è quello che cani e gatti passando facciano i loro bisogni. Comunque questa, appunto, pur essendo del Settecento, è che io sappia la più antica rappresentazione di una biblioteca italiana con il pubblico. Il pubblico è piuttosto verosimile, cioè arriva qui, c'è qui la scrivania il banco, no, quello che c'è ancora adesso in tante biblioteche, entri e c'è uno a cui devi dire qualcosa, che è un prete, lo vedete dalla tonaca. Ci sono i plutei che vengono tenuti coperti per la polvere. Questo è stato provato, che esistevano veramente questo, e quando sono state cambiate perché erano logore è stato trovato il conto nell'archivio della biblioteca. C'è parecchie persone che lavorano, vedete, in questo. E quindi, diciamo, abbiamo una situazione relativamente funzionale di servizio al pubblico. Certo, un pubblico che non sarà magari gigantesco, ma è il pubblico che ha bisogno di utilizzare questo tipo di materiale, e quindi non dobbiamo naturalmente credere che le biblioteche del passato funzionassero esattamente come quelle di oggi, perché ci sono delle differenze. Non dobbiamo però neanche credere che funzionassero sempre peggio di quelle di oggi, perché invece spesso funzionavano molto bene.
E addirittura in parecchi casi, mi è capitato anche quando facevo fare tesi di storia delle singole biblioteche in Toscana, che a volte anche la quantità del servizio pubblico nelle biblioteche pubbliche era superiore a quella di oggi. In alcuni casi questo poi è drammaticamente vero, nelle biblioteche statali il materiale che circola oggi è circa un terzo di quello che circolava 150 anni fa, ma questo vale anche per biblioteche. Insomma, la biblioteca di Viareggio faceva il servizio regolare in spiaggia 50 anni fa, in Pineta, non so se lo faccio ancora. Mentre appunto vi dicevo che il termine biblioteca, quindi queste funzioni sono molto antiche, in realtà il termine bibliotecario no. Ci sono libri sulle biblioteche antiche che parlano del bibliotecario e della sua funzione, ma dicono tutte stupidaggini, perché non esiste nel latino classico la parola bibliotecario. La parola bibliotecario è una di quelle parole, ma i linguisti lo sanno che ce ne sono parecchie, di cui sappiamo esattamente chi l'ha inventata e quando. No, ci sono parole che non sappiamo chi l'ha inventata e quando. Invece, in questo caso, sì, lo sappiamo, è stata inventata dall'imperatore Marco Aurelio in una lettera. Questa. Del 144-145 d.C., in cui appunto Marco Aurelio, scherzando, dice: guarda, leggi questo libro, ma se vai in quella biblioteca non lo trovi perché l'ho già preso in prestito io. No, c'era una copia, c'era in prestito io, quindi è inutile che ci vai perché c'ero io. Però puoi andare da un'altra parte per procurartelo e andare, insomma, a ruffianarti un po' il bibliotecario di Tiberio. Solo che la parola è inventata. La parola inventata e ci metterà dei secoli a entrare nel latino. E quindi, dato che siamo su parole, sì, mi sembra, sì, stiamo procedendo, diciamo, un ritmo assolutamente ragionevole. Anzi, la parola biblioteconomia, sì, la cominciamo a trovare qui, e quindi viene questa è appunto una trattatistica, c'è, poi nasce la parola bibliografia, nasce nel 600, la parola bibliologia nasce in Francia nel 1802, poi arriva in Italia. La parola biblioteconomia in francese, biblioteconomia, nasce in Francia nel 1839 da parte di un bibliotecario di cognome Hesse, ma che utilizzava il suo terzo nome di battesimo come cognome, quindi che si firma Constantin, che era però il suo terzo nome, nato in Prussia ma di origine francese. Quest'opera ebbe un certo successo, quindi ebbe varie ristampe e soprattutto in questa collana economica, un opuscoletto piccolo, un po' della misura dei manuali Epli, ma anche più piccolo, da cui poi si diffuse in vario modo in altri paesi. In questa, per esempio, in particolare si è diffusa in Italia, ci ha messo un pochino di tempo, diciamo, ad affermarsi. Ci sono state anche parecchie prese di posizione contrarie a questa parola, che in periodo fascista non piaceva, sono stati fatti dei tentativi proprio di eliminarla, ma senza riuscire. Anche prima comunque si è affermata molto lentamente. Il primo bibliotecario italiano che la usa è Desiderio Chilovi, e poi la troviamo per esempio nel sottotitolo della prima rivista italiana di biblioteconomia, la rivista delle biblioteche, periodico di biblioteconomia e di bibliografia diretto da Guido Biagi, 1888. Giuseppe Fumagalli coltiva l'idea di un trattato generale di biblioteconomia in più parti che non farà mai, ne farà solo 2, questa è la prima ad uscire del 1890.
Ci sono anche, in realtà in questa espressione alle volte ci sono delle ambiguità, nel senso che biblioteconomia è composta da biblioteconomia come astronomia, come agronomia e anche come economia, le norme per il governo della casa sostanzialmente. Quindi in apparenza può sembrare che contenga la parola economia, ma non contiene, non è l'economia del bibliot, che non si sa che cos'è. Però è stata spesso interpretata in questo modo e quindi ha anche avuto delle costruzioni un po' irregolari. Per esempio qui troviamo biblioeconomia, che non è la biblioteconomia, nell'archivio, nella contabilità, nei registri di un monastero romano di Santa Prudenziana nell'anno 1705, dove si è coniato questa espressione biblioeconomia nel senso dei conti relativi ai libri, non alla biblioteca. Conti relativi ai libri, devo questa scoperta e questa immagine al dottor Ardolino, che studiava appunto queste biblioteche di monasteri romani. E anche in inglese quindi succede questo fenomeno un po' di confusione in cui viene creato a ricalco un termine, library economy, che non è un vero ricalco, è una cosa proprio differente, e in cui compare appunto la parola economia, che non fa parte della parola biblioteconomia, viene usato sia in Inghilterra a metà dell'Ottocento da Edwards, che è il principale promotore del movimento delle biblioteche pubbliche in Inghilterra, sia in America, in questa che è la più grande bibliografia di biblioteconomia per parecchio tempo, fino ai primi del Novecento. Perché nei diversi paesi poi appunto si seguono anche un po' strade differenti, quindi mentre in Italia appunto con difficoltà ma si afferma poi l'equivalente del francese biblioteconomia, in altri paesi le cose vanno in modo diverso. Per esempio in Inghilterra per parecchio tempo diciamo si afferma presto, si afferma almeno dal 1818 la parola librarianship, che però vuol dire un'altra cosa. Questo è abbastanza importante perché altrimenti si rischia di fare confusione. In inglese librarianship indica non la biblioteconomia, ma indica l'attività del bibliotecario, quello che in italiano si chiama, ma pochi lo chiamano, il bibliotecariato, come il notariato e l'attività del notaio. Perché librarianship comprende tutto ciò che è necessario che il bibliotecario faccia e che in buona parte non è biblioteconomia. Per esempio, se deve tenere una contabilità, no, avrà libri dei conti, quello non è biblioteconomia, però è necessario a fare il bibliotecario. Poi appunto verrà creata questa espressione library economy che non attecchisce, e poi a un certo punto si comincerà a parlare da metà dell'Ottocento, ma lo sviluppo sarà più lento, di library science, scienza delle biblioteche, però un'espressione molto vaga. Poi dalla seconda metà del Novecento di Library and Information Science, con questa aggiunta infelice del termine informazione. Poi soprattutto in America verrà lasciato cadere il termine library per parlare solo di information science. Insomma, è tutta una vicenda complessa dal punto di vista dei nomi, però c'è un rapporto tra i nomi e le cose. Per esempio le scelte infelici sui nomi generalmente si pagano, non sono gratuite, e perciò il fatto che a partire dagli anni 70 nel mondo angloamericano di lingua inglese si sia messa molta l'enfasi su information e sia fatto sparire il termine library in tanti contesti, è una scelta che si è pagata gravemente, per esempio nel gravissimo declino delle biblioteche pubbliche inglesi, ma anche nel declino delle scuole per bibliotecari americane. Tutte le scuole più prestigiose di library science
americane chiusero intorno, mi pare, agli anni 80 del Novecento, e sono rimaste le scuolette delle piccole università. Le grandi, Columbia, Chicago, eccetera, erano tutte chiuse. In Germania la situazione è anche più complessa, ci sono tante, non c'è un'unica espressione, ne sono state usate varie, Bibliothekswissenschaft, che è come dire scienza delle biblioteche, 1833, ma anche Bibliothekenlehre, 1856, o Bibliothekslehre, dottrina delle biblioteche, è l'espressione più simile a biblioteconomia, o Bibliothekskunde, che è un pochino diverso, quindi diciamo c'è una varietà di terminologia che probabilmente è anche indicativa di una certa difficoltà a stabilire esattamente i confini, soprattutto direi a stabilire i confini fra ciò che il bibliotecario è bene che sappia, verrebbe da dire tutto, no? Cioè che cos'è che non serve a niente a un bibliotecario? Niente, credo. No, qualsiasi cosa sa si può rivelare utile, e ciò che invece è il nocciolo proprio, solo il proprio della biblioteconomia. Gran parte dei manuali infatti contengono appunto cose, anche semplicemente la storia del libro, per dire, che è bene che un bibliotecario sappia, ma non sono biblioteconomia, sono altre materie. E poi non parliamo solo della paleografia. Una biblioteca che ha dei manoscritti richiede che i bibliotecari siano in grado più o meno di capire quello che c'è scritto. Non è che la paleografia è parte della biblioteconomia, è parte del bagaglio che un bibliotecario di una grande biblioteca, una biblioteca storica, dovrebbe avere. Cosa diversa. Però non è banalissimo definire queste diversità. Ci picchia, sono andato molto più veloce di quanto mi immaginassi, forse perché non volevo farla particolarmente lunga, però ancora volevo, tanto qui c'è un jolly, c'è un posto vuoto, volevo attirare comunque molto rapidamente la vostra attenzione su un altro fenomeno interessante. Quindi abbiamo detto appunto l'istituzione esiste da più di 2000 anni, si chiama nello stesso modo, poi in realtà si è creato un certo decalage nelle diverse lingue, nel senso che in molte lingue appunto è rimasto l'uso della forma greca, basata appunto sulla biblioteca, e questo è rimasto in tutte le lingue romanze, in tutte le lingue neolatine, in parte, quindi è più complicato anche in Germania, mentre le espressioni basate sulla radice latina di libro sono state utilizzate per indicare il libro e la libreria. Libreria anche in italiano, non solo in latino, ha voluto dire anche biblioteca per molto tempo, però oggi sostanzialmente vuole dire negozio di libri, posto dove si vendono i libri, non biblioteca, anche se ha avuto appunto anche il significato di biblioteca. Quindi si è creato questo fenomeno, per cui i termini relativi al libro nella sua circolazione comune, commerciale, sono basati sulla radice latina, che è legata poi a corteccia, no? Questo magari lo accenno perché ogni tanto nei discorsi sulla terminologia, si cerca di eliminare delle espressioni dalla terminologia di biblioteconomia, sostenendo che non sono più adatte all'oggetto, e questa in genere è un'operazione fatta con grande rozzezza mentale, e ignorando che invece questo è il fenomeno normale nell'evoluzione delle lingue. Quindi il libro lo chiamiamo libro non perché sia fatto di corteccia d'albero, però viene dalla corteccia d'albero. Del resto, una cosa che ho detto 1000 volte, l'atomo lo chiamiamo atomo, poi sappiamo benissimo che si divide, no? Atomos significa ciò che non si divide, ma l'atomo si divide, l'abbiamo diviso un sacco di volte da un sacco di tempo. Perciò la terminologia è una cosa seria, non può essere presa così superficialmente come spesso avviene.
Quindi abbiamo questa appunto distinzione che poi corrisponde, c'ha un significato? Sì, direi di sì. Naturalmente ognuno di noi pensa con la sua testa, magari qualcuno di voi pensa che non abbia significato, non lo so, ma un significato ce l'ha, nel senso che vuol dire che per lo più i libri fanno parte dell'esperienza quotidiana e si chiamano con termini che derivano dallo strato più quotidiano della lingua, e che tutto sommato la libreria è un oggetto di più larga circolazione della biblioteca, che è un posto un pochino più dotto e forse anche un pochino più sussiegoso, perché si chiama biblioteca in greco, non si chiama libreria, no? E questa differenza c'è poco da fare. C'è poco da fare. E c'è anche qualcuno che evidentemente proprio di linguistica non capisce un tubo, che dice ma no, guardate, nel mondo anglosassone invece le biblioteche si chiamano librerie, perché la lingua inglese è una lingua d'origine germanica, il libro si chiama book, come in tedesco si chiama Buch, e quindi la libreria si chiama bookshop, negozio di libri, come in Germania spesso si può chiamare Bücherei, e perciò abbiamo esattamente lo stesso fenomeno in cui lo strato, diciamo, germanico regola il termine libro e il termine libreria, viene utilizzato per quello, mentre lo strato latino, librarian, viene usato per l'istituzione culturale, possiamo dire, e non viene usato in inglese lo strato greco, direi, biblioteca, mentre in Germania viene fatto un doppio salto, quindi si passa da Bücherei alla Bibliothek, senza forse un passaggio intermedio basato sulla lingua latina, si passa direttamente alla lingua germanica e alla lingua greca. Questo appunto ha un significato? Direi di sì, anche dei risvolti palesemente concreti che pure vi vorrei ricordare, cioè se con un'ottica proprio terra noi ci mettiamo a dire ma sul numero di libri che vengono stampati e che non vanno al macero, escono dai magazzini e finiscono nelle mani della gente, in questo insieme di pezzi di fisici, qual è la percentuale che passa dalla biblioteca? Oppure, per metterla in un altro senso, fra l'altro l'Istat lo rileva, presi diciamo le decine di milioni di letture di libri che ci sono in Italia, anzi forse non so, ma non credo però che arrivino a 100 milioni. Comunque ammettiamo, diciamo, che le letture di libri, gli atti di lettura di un libro da parte di una persona in Italia siano 100 milioni all'anno. Di questi 100 milioni quanti avvengono nella biblioteca, impresso dalla biblioteca, e quanti no? Certamente una piccola minoranza, ecco, potremmo cercare di indagare. Perciò la grande maggioranza della circolazione del libro è una circolazione non bibliotecaria. Abbiamo della chance che cambi, cioè che invece quasi tutti i libri passano nelle biblioteche? Direi di no, e credo che non sarebbe neanche una bella cosa, pensiamoci. E perciò dobbiamo essere consapevoli che le biblioteche sì hanno un ruolo, e per noi un ruolo importantissimo, ma non è per esempio il ruolo di far circolare la maggior parte dei libri, e quindi deve essere un ruolo diverso, bisogna capire quale. Questa slide è misteriosa perché io cercavo nel mio computer in questi giorni degli appunti che ero sicuro di avere preso sul primo manuale di biblioteconomia francese da qualche parte, volevo evitare di rifare la ricerca, ritrovarli, e quindi gira a un certo punto sono finito in una cartella che conteneva il materiale di un anno in cui Chiara Fagiolani, Anna Galluzzi ed io sostituimmo il professor Giovanni Solimine nel suo corso di biblioteconomia alla scuola speciale, perché per un anno andò in congedo parecchi anni fa, e quindi noi tre, diciamo, coprimmo quel corso dividendoci un po' i compiti, e nella cartella relativa all'organizzazione di quel corso, come ci siamo visti, c'era questa,
Io tra l'altro non ho mai usato il verde come sfondo, sono certo di non averla fatta io, credo che l'abbia fatta forse lo stesso Giovanni Solini, non so, io comunque non ho mai usato questo verde, ne sono certo. Doveva essere fresca fresca, 2010, e il settore della biblioteca è un settore di autostima molto bassa, che si cerca nervosamente un ruolo nella società, trovando nuovi modelli organizzativi e tendenze manageriali, anche se sappiamo dalla ricerca che gli utenti molto raramente chiedono questi cambiamenti. I servizi bibliotecari tradizionali sono just fine, vanno più che bene per gli utenti, sia nelle situazioni universitarie, sia quando si passa a considerare le biblioteche pubbliche, locali. Questa non so se la fonte sia la stessa, non abbiamo nessuna evidenza empirica di nessuna pubblica istituzione, tantomeno biblioteche, che abbiano cambiato in maniera rilevante, abbiano fatto un grosso cambiamento, il contrario un cambiamento minore, in accordo appunto a queste esigenze. Quindi abbiamo da una parte un discorso della biblioteconomia, articoli, relazioni, congressi, la biblioteca devono cambiare tutto, tutto non si sa che cosa, no? È come con internet è cambiato tutto, sì, che cosa? Ah, bah, non lo so. Quindi che debbano cambiare tutto, che non si sa che cos'è naturalmente, perché altrimenti chissà che succede, mentre appunto è evidente che è un'istituzione che ha la sua forza nella lunga durata, certo può avere avuto periodi più, diciamo, migliori e peggiori, questo senz'altro. Sarebbe interessante anche esaminare questo tipo di questioni, cioè se abbiamo elementi per collocare le biblioteche. Vediamo di questa cosa di cercare di dirla con un certo ordine. No, noi possiamo avere dei fenomeni che hanno una curva, no? Molti fenomeni hanno una curva, per esempio la vendita delle cose ha una curva, comincia, sale, la gente se la compra, la notizia circola e poi diminuisce. Quindi abbiamo generalmente delle curve un po' simili alle curve balistiche, delle palle di cannone, diciamo, no? Abbiamo delle curve. Quindi abbiamo dei fenomeni che sono cresciuti, hanno raggiunto un loro picco, poi magari sono un po' stabilizzati oppure no, e poi hanno cominciato un declino. E questo declino può essere andato naturalmente fino all'estinzione, diciamo, può essere invece andato fino a una coda. Si fanno grandi chiacchiere anche sulla coda lunga, che sarebbe meglio spesso evitare, ma comunque diciamo hanno una coda di livello limitato, ma che non finisce. No? Cioè, banalmente esistono ancora le penne stilografiche che le potete caricare con la bottiglietta, e perciò le bottigliette di inchiostro le continuano a vendere nelle cartolerie. Ma certo, diciamo, costituiscono ormai un prodotto di nicchia molto ristretto. Sì, perciò appunto sarebbe interessante una volta veramente insieme a Vittorio Ponzani avevamo deciso di provarci, poi insomma per un motivo o per l'altro non l'abbiamo mai portato a termine, di cercare appunto di confrontare altri fenomeni, fenomeni del tutto diversi, per esempio già avevamo fatto il lavoro relativamente al cinema e all'automobile, per dire due fenomeni molto diversi, no? Per vedere appunto se si potessero notare delle somiglianze fra l'andamento delle biblioteche appunto rispetto a fenomeni che hanno una crescita e poi raggiungono un plafond, fenomeni che poi hanno un declino rapido, un appiattimento invece durevole, o fenomeni, ma non so se poi ce ne siano davvero, che hanno un progresso inarrestabile, diciamo, cioè che continuano sempre a progredire. Uno può pensare ad esempio che l'istruzione, no? L'istruzione sia un processo destinato comunque a continuare a crescere, no? Ci sono molti paesi che hanno circa raggiunto l'obiettivo che tutti i giovani
prendano un titolo di scuola media superiore, sono molto vicini a quello raggiunto, e vorrebbero raggiungere forse l'obiettivo che la maggioranza o forse addirittura tutti i giovani raggiungano un titolo universitario di primo livello. Non so se questo sia possibile, se avverrà, se sia positivo, però non c'è dubbio che ancora sul piano dell'istruzione, in generale, non dico in Italia dove ci sono stati fatti dei danni molto gravi all'università per i governi, ma in generale, appunto, almeno a livello dei paesi avanzati e più civili, l'istruzione è tuttora in crescita, sicuramente per un po' di anni alla volta, diciamo, il numero delle persone che raggiungono un titolo di studio superiore, di scuola media superiore e poi un titolo universitario è in aumento, mentre il numero delle biblioteche non è in aumento, questo ve lo posso dire con sicurezza. Però appunto sarebbe da studiare come quindi vada in qualche modo considerato appunto lo sviluppo delle biblioteche rispetto a questo tipo di fenomeni, cioè se dobbiamo pensare che per esempio le biblioteche saranno di meno, che serviranno meno persone, che serviranno a fare meno cose, oppure no, quindi dovranno forse fare di più. In tutto ciò naturalmente c'entra anche internet, ma non c'entra solo internet, anche questo ci tengo a dirvelo perché so tante volte il declino grave, molto grave, delle biblioteche pubbliche che c'è in Inghilterra, anche nei Paesi Bassi, tante volte c'è messi è colpa di internet, in realtà se uno va a guardare le date è un declino che è cominciato 10 anni prima, 20 anni prima, e quindi non è colpa di internet. Ma anche il declino delle biblioteche statali italiane, quando andiamo a guardare le cifre, appunto è cominciato ma molto prima di molto. Naturalmente ci possono essere anche fenomeni che sono cominciati dopo la diffusione di internet o che si sono aggravati dopo la diffusione di internet, però diciamo non si possono sparare luoghi comuni, bisogna andare a verificare. La ricerca empirica in genere comunque conferma quello che si dice qui, cioè che gli utenti interrogati chiedono che le biblioteche siano biblioteche che abbiano libri, che per esempio se hanno riviste non siano piene di buchi, come usa adesso, no? Tradizionalmente il bibliotecario stava attento a che le riviste non fossero piene di buchi, ora questo non usa più, le riviste sono piene di buchi e quindi gli utenti si lamentano che non c'è il fascicolo che gli serve. In tutto ciò spesso non solo appunto non si fa lo sforzo di cercare di accertare i fatti e di ragionarci su, perché naturalmente uno diciamo, non è che i fatti forniscono la risposta a tutte le domande. Intanto no, cioè, le domande bisogna uno porsi le domande, cercare le risposte, cercare perciò un po' anche i fatti che servono non a dare la risposta, diciamo, insomma, i fatti sono sempre soggetti a un'interpretazione, a un collegamento di un fatto con un altro, però una cosa sono i fatti, una cosa sono i pregiudizi, una cosa sono i preconcetti, una cosa sono le cose che sono false e basta. Per esempio, they named the building after us, è una stupidaggine pure semplice, cioè, come dire, non so chi possa pensare che le biblioteche siano state chiamate biblioteche perché c'era il bibliotecario, no? Cioè, è assolutamente una stupida ridicolaggine, no? Le biblioteche sono state costituite come biblioteche e poi, appunto, come abbiamo visto, dopo molti secoli, solo alla fine del mondo romano, qualcuno ha deciso di inventare la parola bibliotecario. Addirittura in questo libro a un certo punto si sostiene che le biblioteche sono state fondate da bibliotecari, praticamente mai, forse un paio di casi nel 700 e nell'800. Quindi il bibliotecario dipende dalla biblioteca e non viceversa, questo è del tutto ovvio, può piacere e può non piacere, ma comunque diciamo, no, i fatti sono i fatti, non è che possiamo trasformarli in una fantasia, Babbo Natale dice nel Paese delle Meraviglie.
Qui non possiamo definire le biblioteche dal lavoro dei bibliotecari, ovviamente non ha alcun senso, proprio, neanche in italiano, neanche in lingua. Appunto, la dottoressa Menis al principio appunto ha citato poi alcune delle cose di cui mi sono occupato negli ultimi tempi. E cioè innanzitutto appunto di cercare di problematizzare questa, diciamo, questa domanda, appunto, che cosa è successo in biblioteca, perché le biblioteche sono state usate, certo a volte di più, a volte di meno, a volte in maniera molto liberale, a volte in maniera poco liberale, però leggere questa storia come una storia semplicemente dritta, lineare, no, sono sempre state, diciamo, via via sono sempre migliorate, aumentate di numero, migliorate la qualità dei servizi, diventate più democratiche, ma non è proprio questo, ma diciamo, sono cose che vanno viste, ma non sono così banali. Certo, un pochino di miglioramento c'è stato, del resto, no? Diciamo, collochiamole in un quadro complessivo, no? Ora ci può non piacere tutto della società in cui viviamo, ma sicuramente parecchi secoli fa le persone hanno vissuto peggio di noi, no? Da tanti punti di vista, quindi senz'altro possiamo pensare per esempio che la società occidentale del welfare, del benessere, quella diciamo che ha il suo culmine negli anni 60 del Novecento, con l'istruzione obbligatoria, l'assicurazione obbligatoria sul lavoro, il servizio sanitario nazionale e così via, è probabilmente il livello di civiltà umana migliore che appunto la specie dell'Homo sapiens abbia raggiunto. Questo non vuol dire che il progresso sia una cosa lineare, sia una cosa uniforme e così via. E quindi comunque appunto porsi delle domande, sia soprattutto sull'epoca contemporanea in cui ci sono dei fenomeni che non sempre comprendiamo bene, ma anche sul passato. Per esempio i due più antichi registri di prestito dei libri ai lettori che conosciamo sono due registri del 400 della Biblioteca Vaticana, e quindi perciò diciamo, il prestito certo è un servizio tipicamente moderno, però allora se ne faceva in rapporto al numero di possibili utenti, forse di più di quelli che se ne fanno successivamente. E le biblioteche comunque sono state, come dire, frequentate e utilizzate da persone di genere diverso per scopi anche diversi. E quindi da queste, un po' da queste riflessioni, di questi interessi, appunto sempre nel 2018, con alcuni collaboratori, con Enrico Ardolino e altri, abbiamo aperto un sito con questo ottimo software gratuito che molto raccomando a chi voglia fare iniziative appunto di promozione, perché è molto comodo e semplice da usare, ha degli ottimi risultati. Un software gratuito che si chiama Movio dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, e che dato non è solo gratuito, come dire, ma poi te lo devi far mettere su da qualcuno, eccetera, eccetera, quindi un gratuito un po' finto, perché c'è tanto software che è gratuito ma finto. Invece viene gestito direttamente dall'istituto e quindi non richiede nessun intervento tecnicamente difficile e non richiede nessuna professionalità specifica, avere delle particolari competenze, perché viene gestito da chi lo gestisce, appunto a un ottimo rendimento, e quindi questo progetto utilizza il sostegno, diciamo, non solo della Sapienza, ma dell'Istituto per il Catalogo Unico, dal punto di vista di metterci a disposizione il software per questa installazione, e anche dall'AIB, che mette a disposizione in buona parte il materiale che possiede, fotografie e così via. E questo sito appunto è stato incentrato soprattutto sull'idea di raccogliere documentazione di vario genere. Per esempio, ora qui non lo vedrete, ma c'è una sezione gli strumenti che cerca di raccogliere
le informazioni sulle cose che venivano usate, quindi diciamo dalle scaffalature, ma anche per esempio impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di montacarichi. Tante volte non sappiamo l'introduzione delle macchine da scrivere, insomma una quantità di cose che non sappiamo e senza le quali non riusciamo mica a capire bene come funzionavano le biblioteche nei diversi momenti, ma soprattutto è centrato sulle testimonianze, che vedete stanno al primo posto, cioè su una raccolta attualmente sono circa 500, ma ne abbiamo che sono un po' complicate da caricare per l'ontologia che c'è dietro. L'ontologia suona molto bene oggi, insomma, per il reticolo di collegamenti che qui viene chiamato ontologia, quindi inserirli un pochino complesso, perché ne abbiamo circa 2000 tranquillamente che potremmo inserire, che appunto ci sembrano molto utili per capire che tante persone diverse hanno usato le biblioteche in epoche diverse della loro vita, in modi diversi, anche con rapporti alle volte più, diciamo, più semplici, alle volte rapporti anche più controversi, più sofferti, appunto per motivi differenti, biblioteche di tipo diverso, in epoche diverse della vita, con esperienze positive ma anche con esperienze negative, e quindi questo può aiutare molto a capire, diciamo, quale ruolo importante possono aver avuto. E qui fare un'altra piccola osservazione. Quanto è importante il fatto che abbiano avuto un ruolo importante? Cioè, no, noi generalmente per abitudine tendiamo a fare delle statistiche generali, certo, quindi vogliamo dire quanti sono stati gli utenti, quanti sono gli iscritti, tendiamo a dare giustamente molta importanza ai totali, come dire, no? Alle percentuali, il tasso di penetrazione della comunità e così via. Però forse, diciamo, questo non basta, non dico che non abbia importanza, cioè per un'istituzione contare nella comunità può dipendere da quanta, diciamo, quanta parte, quanta quota della comunità la utilizza. Mica è detto però che questo sia la cosa che frutta di più, come dire, ogni cosa va dimostrata, non è che si può dare per scontata. Sicuramente ci sono istituzioni che hanno un certo peso, più che altro perché contano molto per un numero di persone più ridotto. Questo tra l'altro succede anche in due modi molto diversi, secondo me, anche se, diciamo, non è che abbiamo, insomma, non ho studiato l'argomento, però mi interesserebbe. No, viviamo in una società in cui ci sono diciamo delle fasce molto minoritarie, ma molto legate a un certo interesse, non so, quelli per esempio su certe cose alimentari, ma anche per esempio su animali da compagnia, cioè ci sono delle questioni a cui alcune persone, però un piccolo numero di persone dedica moltissima attenzione e quindi spesso ottiene dei risultati nella società. Poche persone che hanno molto da fare per una certa cosa. Poi ci sono anche fenomeni in cui abbiamo un piccolo numero di persone che utilizza materialmente qualcosa, ma quello che fa poi si riverbera sulla società in maniera indiretta. Questo a me sembra tipico degli archivi, no? Non voglio invadere campi altrui, però diciamo per lo più non ci si aspetta che tutti i cittadini vadano in archivio a vedere i documenti originali. Ci si portano le scuole, per chiunque vedere i documenti è una bella cosa, d'accordo, però in linea di massima negli archivi vadano i ricercatori che fanno le ricerche, poi sono quelli che ci fanno per hobby, bell'argomento anche quello, ma diciamo per lo più ci si aspetta che ci vadano ricercatori che poi producano libri, che producano anche trasmissioni di storia, che producano migliori libri di testo per le scuole.
che però, diciamo, come per i medici, uno spera che i medici siano ben formati, così lo curano bene, non è che uno vuole studiarsi i libri di medicina, vuole che li studino i medici. Quindi dobbiamo anche pensare che comunque la società può trarre beneficio da cose che non fanno anche poche persone, e le biblioteche sicuramente hanno molto da dire e da fare per quanto riguarda questo, mentre il semplice fatto di avere un numero maggiore di utenti non è detto che sia la cosa più importante o che dia molti risultati. Prospettive, perciò è chiaro che qualche cosa posso, diciamo, avere, come dire, sotto fatto intuire, appunto disciplina applicata. Noi siamo poco abituati ad avere a che fare con le discipline applicate, anche se molte delle discipline più importanti, dalla medicina, l'ingegneria, l'architettura, sono discipline applicate che hanno lo scopo di fare delle cose per ottenere dei risultati, non hanno lo scopo del conoscere, hanno lo scopo del saper fare. Quindi sono molto diversi, non sempre ne siamo consapevoli, quindi la nostra letteratura, per esempio, è spesso fatta di discorsi vaghi e non di esami preciso, se facendo una cosa in un modo che invece che in un altro ci sia un beneficio. Prospettive, le prospettive certo non sono tanto facili, lo diceva anche la dottoressa Meis al principio, sicuramente da alcuni punti di vista non siamo ai nostri massimi, siamo in un periodo di difficoltà e anche di calo. Vi do solo 2 dati per capirci, che riguardano l'occupazione, perché come poi appunto è stato detto al principio, tra l'altro Vittorio Ponzani e io curiamo anche sempre un rapporto su formazione e occupazione. Le biblioteche statali ora hanno meno della metà, poco più di un terzo del personale che avevano 20 anni fa, quindi hanno avuto un drastico calo del personale, ma anche le biblioteche universitarie, che nel resto d'Europa resistono discretamente, hanno perso in Italia almeno un quarto del personale. In questo caso abbiamo dei dati statistici che ce lo dicono in modo credibile. Per esempio, questo non lo possiamo fare per le biblioteche degli enti locali, perché non abbiamo delle fonti complessive. C'è una certa diminuzione da quello che possiamo capire, ma non possiamo quantificarla, quindi abbiamo dei problemi di occupazione sicuramente, abbiamo dei problemi di finanziamento. Sicuramente sia il Ministero della Cultura o dell'Incultura, che dir si voglia, sia le regioni finanziano molto di meno le biblioteche di quanto le finanziassero in proporzione qualche decennio fa, quindi abbiamo sicuramente l'esigenza di rifarci un po' dei nostri conti. Io però ora appunto mi fermerei qui, forse mi sono tenuto, non so se mi sono tenuto troppo corto, però non volevo tenermi troppo lungo. E effettivamente possono essere magari dei punti che possiamo provare a discutere o esaminare. Sì, assolutamente. Intanto appunto la ringrazio, chiedo scusa, ma mentre il professore parlava mi si è spento il video, è caduta la telecamera. Queste cose che ogni tanto capitano. Sì, vedo che ci sono anche insomma diversi colleghi tra i partecipanti, anche da tutta Italia, quindi io invito veramente chi può avere qualche interesse a chiedere approfondimenti. Io le chiederei qualcosa sulla formazione dei bibliotecari, se si sente di dire cosa è cambiato. Mi sono formata negli anni 90, quindi già, ahimè, è passato un po' di tempo. Secondo lei su cosa si dovrebbe puntare anche per le nuove generazioni? Abbiamo tanti studenti che fanno tirocini, che interessati insomma anche alla professione, posto che c'è qualche difficoltà magari da un punto di vista poi dell'avere concorsi o del poter trovare, però ad esempio rispetto ai miei tempi le università danno molta più occasione, ad esempio, ma anche penso le biblioteche pubbliche
di svolgere appunto tirocini, solo che su questo, per esempio, recentemente ci sono state delle polemiche perché si è detto sì, però molto spesso le biblioteche sfruttano i giovani che magari fanno il servizio civile nazionale piuttosto che i tirocini. Lei sulla formazione cosa ci può dire, dalla sua esperienza anche? Sì, sì, certo. Diciamo che intanto una grandissima cosa, dato che spesso ho degli elementi negativi, invece una grandissima cosa è che da anni, che direi secondo me proprio un anno preciso, cioè dal 1992, la formazione dei bibliotecari sta radicata nell'università, ci sta. No, prima c'erano queste scuole di perfezionamento, poche, che non si sa dove erano. Invece, diciamo, siamo nell'università, prima col corso di laurea e conservazione dei beni culturali, no? Con un indirizzo, ora essenzialmente con una laurea magistrale, che certo non ci può essere in tutte le università d'Italia. Alle volte mi sembra che manchi anche un po' di realismo, no? La nostra è una professione molto piccola, cioè se i bibliotecari fossero 500.000 in Italia, è chiaro che potremmo avere corsi di bibliotecari in tutte le università. Se i bibliotecari qualificati sono 12.000 e le assunzioni sono purtroppo 100 all'anno, non è che possiamo avere 10 corsi, insomma, diciamo, bisogna essere realisti, certo, averne un certo numero, diciamo, di sedi che abbiano una laurea magistrale, questo certamente, ma già quelle che abbiamo, insomma, non è facile sostenerle, no? Perché dipende un po' dal mercato del lavoro. D'altra parte c'è stato anche in altri paesi il tentativo, diciamo, ma anche in Spagna, in Repubblica Ceca, di una formazione più larga, cioè ti insegniamo a fare un po' di tutto, però a parte no, il dubbio che senso ci abbia ne insegniamo a fare un po' di tutto, ma insomma, non lo so, certo so che ci sono miei colleghi che sostengono, appunto, mi è capitato la Spagna e la Repubblica Ceca, ma non adesso, qualche anno fa, ma buona parte di quelli che noi lavoriamo, diciamo, vanno a fare qualche altra cosa perché non c'è abbastanza lavoro. Sì. Può darsi, e credo che tutti quelli che hanno un'esperienza di biblioteca sanno che spesso il bibliotecario, un buon bibliotecario, si trova a dover fare un'altra cosa perché capita, la sa fa benissimo perché comunque ha quelle attitudini, diciamo, di schematizzazione, di organizzazione, quindi lo metti che so organizzare le Olimpiadi, faccio diciamo un evento, e vedi che ci si sa muovere perché comunque ha delle capacità che hanno una spendibilità, però dovrebbe sapere quelle che servono al mestiere suo, e quindi ed è meglio tutto sommato che non siano tanto sparse, cioè fare una cosa naturalmente che ci sia, diciamo, un corso sulle racconta il libro delle biblioteche in tutte le facoltà umanistiche, questa è un'altra cosa, e la formazione insomma si è indebolita. Ora appunto, se lei ha studiato negli anni 90, si ricorderà, per dire, quando io ero a Pisa noi potevamo offrire un corso di storia della legatura, un corso organico, serio, che effettivamente, cioè, ormai queste sono proprio fantasie, cioè, bisognerebbe conoscere uno sceicco arabo per poter offrire, si fa fatica a offrire un corso di bibliografia o di bibliologia. Quindi, indubbiamente i contenuti specifici sono molto peggiorati rispetto, ridotti, diciamo, peggiorati più un giudizio di valore. Io continuo a credere comunque che un bibliotecario appunto debba avere una formazione essenzialmente complessiva. Per esempio, io non ho alcun dubbio al mondo, ma però anzi sono certissimo che tutti i bibliotecari debbano aver studiato la storia del libro almeno una volta in vita loro, perché non capiscono l'evoluzione degli strumenti. Non solo a volte non sono in grado, io trovo che ormai da vari anni io insegno catalogazione, tra l'altro, da vari anni il problema è che le persone che vengono al corso non conoscono i libri, ma io non conoscono le regole, non c'hanno pratica, cioè non è che lo prendono, lo girano di qua e di là, indice, copertina, e capiscono che cos'è. No. Gli editori non hanno mai sentito nominare, le collane non hanno mai sentito nominare. E perciò è diverso, no? Rispetto a uno che ha quel tanto di pratica, comunque Franco Angeli, so chi è, Bompiani, lo sa chi è, no? Certo. Perciò appunto spesso si vede proprio una scarsa familiarità, e poi c'è tutta
una continua evoluzione, no? Poi ci sono state le saghe, poi c'è questo, questo e quest'altro, e quindi naturalmente appunto chi non è abituato a sapere leggere i fenomeni nei loro elementi di continuità e discontinuità, però questo appunto lo vedo a lezione, lo vedo nello stato dei cataloghi in cui si vede persone che non capiscono, è come se il libro fosse in turco, diciamo, no, non come fosse in italiano, nel senso, a parte la trascuratezza che è un altro tipo di fenomeno, c'è anche un forte effetto di trascuratezza, e quindi penso che tutto sommato la formazione debba essere costruita in buona parte da quello che era il core curriculum, bisognerebbe saperlo pronunciare, e cioè appunto la bibliografia, la biblioteconomia generale, perché comunque anche come si colloca il materiale, come si classifica, come si gestisce bene una biblioteca collocata con la Dewey. Faccio un esempio banalissimo: è pieno di biblioteche che scrivono il numero in orizzontale sull'etichetta, il che significa che né le prime né gli ultimi numeri si leggono. Si è sempre saputo che il numero di Dewey si scrive di 3 in 3, solo che evidentemente non lo si insegna più, non lo sanno i direttori di biblioteca, ma non è una novità, cioè la regola è da sempre che i numeri di Dewey si scrivono di 3 in verticale. Moltissimi non lo sanno. Magari il programma che hanno sulla stampante non lo sa fare, non lo so. Spesso i software sono fatti con i piedi, ma proprio col piede sinistro. Comunque sia, appunto, la formazione direi in buona parte può essere di questo genere, poi naturalmente deve essere anche aggiornata un po', diciamo, alle cose, però non credo che avere sentito nominare un sacco di sigle, di cose, sia francamente particolarmente utile. Sapere un po' che cosa, diciamo, sono, sì, ma non credo che le biblioteche abbiano un ruolo significativo da quel punto di vista. Credo comunque che uno soprattutto debba imparare a saper fare qualcosa, non aver sentito dire, aver sentito nominare. No, diciamo, un pochino certo che hai sentito nominare, sì, ma insomma, ma se hai sentito nominare un sacco di cose non ne sai fare una, non sei quello di cui abbiamo bisogno, ecco, non sei. E c'è un'altra cosa rapidissima ma che mi sfugge, e poi c'è un problema di fondo, appunto, non solo il nostro bacino è abbastanza piccolo, ma in questa situazione di occupazione molto difficile, la triste verità, diciamo, che non c'è tanto una coda, siamo in coda, ma nel giro di qualche anno tutti prendono un posto di lavoro, no? Poi ormai abbiamo da parecchio tempo un precariato di lunga durata, e una situazione che si è polarizzata, in cui, diciamo, avere studiato poco e male non serve a niente. No, c'è questo luogo comune, studiare non serve a niente, che è un luogo comune sostanzialmente falso, nel senso doppio, nel senso che avere studiato poco e male non serve a niente. Sì. Non serve a niente. Avere un'ottima preparazione serve. Negli ultimi mesi delle persone del nostro dottorato 3 hanno vinto dei bellissimi posti di lavoro, 2 dei quali di categoria D, anzi no, uno forse di categoria P, insomma. E comunque appena ti passa per le mani una persona brava, a cui magari è un piccolo contrattino, cioè pochi mesi ti scompare, perché però purtroppo appunto questo è diventato una cosa molto radicale, cioè se sei molto ben preparato scompari subito, diciamo. Magari cominci appunto con un tirocinio, i concorsi sono pochi, le persone in grado di vincere sono pochi, e invece si è creata questa massa che non riesce a procedere rispetto a come erano le cose quando ero giovane io, in cui comunque i concorsi erano tanti, insomma, chi un po' più veloce, chi un po' più lentamente, ma ti prendevano, come ti prendevano nell'insegnamento a scuola, no? Hai fatto una laurea in lettere, insomma, ti prendono. Quindi sì, purtroppo certo l'occupazione è poca, e l'occupazione di livello alto, insomma, medio-alto, è molto poca, perché ci sono stati molti tagli, sia i posti dirigenti sono stati proprio tagliati in maniera drastica, ma anche i posti di funzionario direttivo spesso sono stati ridotti, quindi c'è poco spazio occupazionale per persone di livello. Invece una professione, insomma, si difende se permette di raggiungere delle buone posizioni, no? Se rimani sempre così, che te, insomma,
mal pagato, mal considerato, la tua amministrazione ti tratta, no, come se non contassi niente. Purtroppo il rapporto fra i bibliotecari e la loro amministrazione, appunto, a me mi fa ridere quando anche si scrive che le bibliotecari hanno inventato i bibliotecari, non manco niente. Il problema è proprio diverso, cioè che l'hanno inventata delle persone completamente diverse, sovrani, notabili, eccetera, per i loro motivi, e che almeno dall'Ottocento, prima non mi azzardo a dire, ma da metà dell'Ottocento è molto comune che il bibliotecario entri in frizione con quelli da cui dipende. E questo è anche un fenomeno, cioè questa roba non è pettegolezzo, non serve a capire come gira il mondo, è un fenomeno che si ripete, cioè è successo a Panizzi, a Dewey, a Capper, a Dewey e via dicendo, ma insomma, ecco, a Jewett, praticamente quasi tutti, qualche situazione un po' di conflitto appunto con l'amministrazione da cui uno dipende, molto nelle università è successo in Italia, no, storicamente, perché i professori volevano governare loro le biblioteche, le volevano spezzettate e non accorpate, c'è appunto una questione di questo tipo, e naturalmente la forza del bibliotecario, se il bibliotecario è di ruolo, è una qualifica elevata, ha la possibilità di ottenere qualcosa. Quindi questo è molto importante, sì. Non trovo comunque che ci sia, ora bisogna vedere nelle varie sedi, certo si potrebbe sempre fare di più, ma insomma non mi pare che la formazione sia particolarmente inadeguata, no? Un luogo comune che c'è sull'università, soprattutto, l'università è inadeguata al mondo del lavoro, ma che a come si guida la bicicletta per portare la pizza, non lo vedo francamente. Beh, grazie, perché penso che questo sia un incoraggiamento per gli studenti, insomma, che anche la stanno ascoltando. È che bisogna studiare parecchio, questo purtroppo è vero. Sì. Del resto ci sono popoli, non so, i cinesi che studiano in maniera... Purtroppo, insomma, la situazione è questa. Per migliorare effettivamente oggi spesso è richiesto un altissimo investimento, come nello sport, no? I tuffatori che si allenano un numero di ore spropositato. Professore, c'è una domanda in chat, non so se riesce a leggerla anche lei. No, io non ci avevo guardato, eccolo qua. Allora, aver aggiunto informazioni è stato negativo? Sì, io penso di sì. Naturalmente al principio ci ho creduto pure io. Io ho cominciato a lavorare al principio dell'82, però appunto avevo già studiato. Quando ho studiato io alla scuola speciale, per dire com'è cambiato il mondo, ero l'unico, ci fu chiesto da un paio di professori per cui serrai in classe dove lavoravamo, io ero l'unico in classe che non lavorava. Cioè ero l'unico che faceva la scuola non dopo aver vinto il posto di lavoro, come facevano tutti, ma perché volevo fare il bibliotecario, genere ancora inesistente, ed ero l'unico, tant'è che Sereno mi dice, però non è che può fare questa scuola se non ha mai lavorato in una biblioteca, quindi se almeno vado a fare un volontariato, un tirocinio, e come fa? Infatti andai a bussare ai generi, mi fate fare qualcosa perché se no appunto mi dicono che non posso fare la scuola. No, poi è cambiato, invece le scuole sono riempite di gente che studia per andare a lavorare. Sì. Informazione sembrava una bella idea perché naturalmente l'informazione ha valore, no? Invece noi ci occupiamo di informazione. E poi il problema forse sono di due generi. Uno può essere che dell'informazione si occupa altra gente, cioè informazione va sostanzialmente dal giornalismo all'informatica, sia il giornalismo che l'informatica sono due giganti che ci fanno a quadretti, cioè che proprio non si occupano di noi, cioè che se ci calpestano è perché noi ci siamo messi lì per sbaglio, quindi non abbiamo nessuna chance di contare qualcosa, diciamo, e comunque appunto di gestire un'attività, qualche piccola cosa si è fatta, si informa giovani, però diciamo i circuiti di informazione sono ben altra roba appunto di dimensioni, giri di quattrini, milioni di utenti, cose molto
diverse. Sembrava che questo avrebbe potuto aiutare a dire ci occupiamo di cose importanti, e tante volte poi non è che si può decidere no, a priori, cioè un'idea a priori può sembrare promettente e non promettente, no? Però una cosa è dire fallirà sicuro. A me sembrava abbastanza promettente, devo dire, ne ho parlato anch'io, e sono i fatti purtroppo che hanno dimostrato il contrario, nel senso che per esempio la Library Association, da quando ha cambiato nome, si è fusa, ha avuto una perdita proprio così di iscritti. Ora cerca di non farlo neanche sapere quanti ne ha, perché così sta più tranquilla. Prima il dato era sempre in evidenza, comunque ha avuto un declino terribile. Il declino di uso delle biblioteche pubbliche in Inghilterra è terribile in termini numerici, ci sono le statistiche. Appunto le scuole di biblioteconomia hanno avuto, appunto le principali sono state chiuse, perciò insomma alla fine appunto non si capisce questo se un beneficio c'è stato. Fra l'altro il dibattito inglese è abbastanza interessante perché l'idea che l'informazione è una cosa che tira e che poi ha valore economico, ma questo è un residuo di thatcherismo sostanzialmente, Margaret Thatcher, e il libro no, il libro è una cosa vecchia in declino. In realtà il libro in Inghilterra cresce, ma cresce anche come settore economico, cioè il business di vendere libri alle persone, librerie, cresce. Ora si può discutere quanto cresce la lettura, perché forse la lettura non cresce molto, forse, andrebbe approfondito. Ma quello che non c'è dubbio è che il giro di soldi e di libri dell'editoria è in aumento, mentre il giro di libri nelle biblioteche è in crollo drastico. E perciò la gente che usa le biblioteche è una minima, una infima percentuale di lettori, e perciò si è creato anche questo strano fenomeno che a me incuriosisce, però ammetto di non averlo ancora mai potuto studiare, che il popolo del libro non va in biblioteca e non gli può portare di meno, mentre qualcuno certo va in biblioteca a fare dell'altro. Può essere una buona strada, ma non lo so. Comunque, mentre si immaginava, diciamo, che con l'informazione saremmo stati forti e col libro saremmo stati deboli, quello che è certo è che il libro è molto più forte di noi. Addirittura, non so, quando chiudono una libreria la popolazione protesta, chiudono una biblioteca non gli porta niente a nessuno. Perciò, insomma, sì, la mia impressione è questa, che il libro sia molto più forte dell'informazione e la biblioteca ha un rapporto col libro che forse, se tutti i lettori di libri andassero in biblioteca, il pubblico delle biblioteche italiane sarebbe triplicato. Intanto grazie. Se c'è qualche altro intervento, qualche altra domanda in chat attivando la videocamera e il microfono. Buongiorno, mi permetto di intervenire anch'io con una riflessione, se posso. Dunque, lo sapevo anch'io, si sapeva, ma sentirsi dire che la biblioteca c'è da 2300 anni è comunque un'affermazione forte che dà anche, come dire, sicurezza, ecco. E in effetti questo sguardo lungo, lei professore ce l'ha dato, insomma, con un intervento bello, costellato da immagini, alcune sono nel nostro immaginario, insomma, fra le immagini che riconosciamo, altre sono state nuove. Ecco. E la biblioteca è sempre stata una costante nel corso dei secoli, dell'umanità, insomma, della nostra crescita culturale e della ricerca. Però è anche vero che negli ultimi decenni un modello consolidatosi nei secoli certamente ha avuto delle modificazioni forti, insomma. Mi viene in mente, ad esempio, il percorso degli anni 70 e 80, sostenuto anche dalle regioni, come lei prima ricordava, di diffusione della biblioteca sul territorio, consolidamento di alcune realtà e
proprio formazione di nuove biblioteche, una in ogni comune, un punto di prestito se non si riesce a fare la biblioteca, la nascita dei sistemi bibliotecari, i comitati della biblioteca e quindi persone che lavorano su questo. E c'è stato un fermento forte, anche una certa disponibilità economica a fronte di risorse date dalle regioni, dallo Stato, dagli enti locali e via dicendo, ed è stata anche una fase felice, se posso permettermi. Io poi non è questo il mio ambito principale, quindi potrei dire delle sciocchezze, però anche una fase felice per la professione. Effettivamente un tempo, insomma, il lavoro prima o poi lo trovavi, ecco, e non dovevi applicare le nozioni imparate nella gestione dei libri per organizzare le Olimpiadi, che peraltro probabilmente un bibliotecario fa bene anche quel lavoro, ecco, anche un archivista direi, insomma, ma con una mente che è in grado di organizzare le cose forse fa bene anche le Olimpiadi. Però adesso e negli anni, come dire, non la faccio lunga, però negli anni sono stati anche tante le riflessioni, i momenti di crescita, la biblioteca che è diventato anche un luogo di aggregazione, la biblioteca che ha ragionato sui suoi materiali, il discorso fra informazione e patrimonio e via dicendo, ecco. Però qualche cosa è cambiato in questo idillio, ecco, e non è solo l'avvento di internet, anche certamente, però un modello generale che un pochettino si è incrinato e oggi, come diceva lei, come dire, non sono anni felici per il mondo delle biblioteche e per la professione dei bibliotecari, ecco, che sono pochi, sempre meno, così come gli archivisti, ancora meno se vogliamo, che sono relegati in fasce basse dell'organizzazione degli enti, ecco. Difficilmente, insomma, si sostituisce un direttore di biblioteca che va in pensione in un ente locale, ma si assegna la funzione a qualcun altro e si presidia magari il posto da aiuto bibliotecario, usando questo aiuto come se poi ci fosse un bibliotecario che poi magari non c'è, ecco. E quindi forse il modello della biblioteca ovunque, il modello degli acquisti, dell'acquisto librario fatto in modo generalista, eccetera, forse potrebbe essere ripensato. Non lo so, cioè non ho una soluzione, io mi fermo qua, però vedo qualche difficoltà, soprattutto sul territorio, tralascio le biblioteche dell'università o le grandi biblioteche di cui so poco, ecco. Però sul territorio c'è grande difficoltà, conviene mantenere questi presidi, dargli un nuovo obiettivo, che fare? Sì, fra l'altro appunto io ho l'impressione che alcune questioni di fondo difficilmente ci sia una riflessione. Una delle più semplici, forse addirittura la prima, è la questione del servizio di prossimità, no? In tutta Europa, questo ve lo posso dire con certezza, si chiudono sedi, mentre si trovano spesso i soldi per fare una bella biblioteca di quelle che si mettono sulle riviste. Io personalmente le detesto, perché detesto l'architettura, ma quello è un fatto personale. Detesto gli architetti, ma comunque diciamo, si trovano i soldi per fare una sede centrale, mentre si chiudono in tutta Europa le sedi piccole, diciamo, pensando che una bella sede ha una sua attrazione. C'è una sua attrazione solo di certe età, di certe persone di certe età, no? Cioè gli anziani e i bambini no. Si chiudono appunto, oppure in parte nei paesi si affidano al volontariato. Per esempio ormai in Germania le piccole biblioteche non hanno più bibliotecari, hanno solo volontari, perché ci può essere anche una visione in cui certi tipi di biblioteche in fondo possono basarsi solo sul volontariato, forse. Rischiamo una situazione in cui le grandi biblioteche hanno solo le guardie giurate con le pistole e le piccole hanno solo i volontari. I bibliotecari che servono? Le grandi appunto, cioè i guardie giurate ci vogliono perché sono situazioni che vanno tutto sotto controllo. E poi l'architetto che comunque appunto servizi di prossimità. Secondo me è una questione molto interessante perché dovunque si fa così è molto facile risparmiare, no? Perché tenere aperto un servizio di prossimità, biblioteca di quartiere, ma proprio veramente di quartiere,
si facevano dei begli studi già negli anni 60 con le crocette sulle mappe che dimostravano, ce n'è uno anche sul bollettino dell'AIBA, che le persone che frequentavano queste biblioteche di quartiere, sarà successo anche a Torino, venivano da pochi metri in qualche modo di distanza, no? Però la biblioteca di prossimità era importantissima per le persone anziane, per i ragazzini che ci potevano andare a piedi da soli, no? Perché tra l'altro le nostre città non è che siano tanto sicure, come dire, no? Negli ultimi tempi mi sembra che Milano, Torino, vedo Roma. Perciò appunto la questione se investire in biblioteche di prossimità è stato, insomma, tutti hanno deciso di tagliare le biblioteche di prossimità e di cercare di fare queste strutture molto inospitali, secondo me. Ecco, io ho una madre di 95 anni che è sicuro che a Helsinki non potrebbe mai andare in biblioteca, perché se avete visto che pezzo bisogna fare e poi magari piove e poi magari tira vento, cioè una biblioteca dove può andare solo chi abbia poco più di 40 anni e scarpe da ginnastica, per il resto te lo puoi dimenticare. Quindi c'è questo problema sicuramente qui, c'è una questione anche un po' di capire il rapporto, diciamo, il rapporto politico, cioè se la biblioteca ha una sua politica. No, una volta la biblioteca era una cosa con una forte spinta democratica alla diffusione della cultura, era progressista, non so come dire. A un certo punto forse ha raggiunto un eccesso di neutralità e soprattutto ci sono molti studi, non solo in Francia, soprattutto in Francia, ma non solo, che mostrano che per i frequentatori spesso invece il bibliotecario è un dipendente pubblico che ruba lo stipendio giù di lì. Cioè non ci si sente in sintonia, anzi ci si sente in confronto con un privilegiato di un appunto dipendente pubblico e con un livello di microconflittualità che non è piccolo, può anche dipendere dal fatto che le giovani generazioni magari non sono sempre abbastanza educate in famiglia, nella scuola, eccetera, a stare in un ambiente collettivo, cioè non dico che abbiano ragione, però sicuramente appunto un'altra cosa di cui dovremmo occuparci, non conosco manco un articolo in italiano sulla microconflittualità in biblioteca, in Francia ce n'è. E anche un'altra questione di cui nessuno si occupa, di occuparsi di fasce di lettori diversi. Tu giustamente appunto facevi riferimento agli acquisti. Qualche anno fa, forse giù di lì, il direttore di una biblioteca lombarda, di cui mi fido molto come persona, diceva: guarda, ormai gli acquisti delle biblioteche lombarde fanno pena, nel senso che comprano solo quello che c'è sul bancone e basta, non ci trovi altro che il mainstream. Mentre le biblioteche hanno sempre avuto questo in parte, ma hanno sempre avuto anche invece la possibilità di leggere cose un po' diverse che se no non potevi leggere. E forse ciò avrebbe più importanza che rovesciare masse di cose uguali a quelle che stanno al supermercato. Non voglio dire che i bestseller non ce li deve avere, abbiamo avuto anche il periodo in cui non si potevano comprare i libri gialli, per carità, non è che diciamo, sono cose che vanno sempre viste con prudenza. Abbiamo avuto i comuni della Lombardia che hanno proibito Linus non molti anni fa, quindi diciamo ce ne sono di tutti i colori, però sicuramente mi sembra appunto ci sia poca riflessione su come la biblioteca possa inserirsi nella comunità in una maniera più funzionale, anche tenendo conto delle differenze interne, perché un'altra cosa che io ho sempre fatto studiare, per esempio quando ero in Toscana ai miei studenti, il pubblico si raggruppa fra simili e si detesta fra diversi, cioè in linea di massima le persone non vanno a mettersi vicino a fasce di pubblico diverse dalla propria, il che significa che se tu lasci occupare tutti i tavoli da persone dello stesso tipo, puoi essere sicuro che persone di altra età e di altro tipo vengano fondamentalmente espulsi dalla biblioteca. Non vengono espulsi con le cattive, non è che li buttano fuori, gli menano. No, vengono tacitamente espulsi perché non è posto per loro, perché non si trovano a loro agio. E quindi le biblioteche spesso finiscono per fare quello che gli utenti hanno deciso di fare di loro e non di mettere in azione il loro piano. Quando lo mettono in azione spesso non coincide, il caso tipico è Pistoia,
i locali sono stati disegnati in un certo modo per fare certe funzioni, in realtà in quei locali avvengono delle cose diverse. E poi così è andata, dice. Io facevo sempre andare dei gruppi di miei studenti che si divertivano molto, che sentivano agenti segreti, a vedere le biblioteche pubbliche toscane e prendere nota, no? Che nella zona riservata, non so, a tal cosa si faceva la talaltra. Comunque era una bella esperienza, facevano dei lavori molto belli, poi a Roma non si riescono a fare, insomma, poi la Toscana è molto varia e quindi effettivamente era un bel confronto fra quello che le biblioteche pensano di fare e quello che fanno realmente. Molto, molto interessante anche quest'ultimo quadretto, no? Di cosa fanno, sì, ricordo un'esperienza personale all'inizio della mia carriera. C'era questo gruppo di studenti che venivano a fare in biblioteca le versioni di latino e avevano bisogno di un aiuto, quindi io un pochino li aiutavo, ma facevano tantissima confusione perché erano ragazzi e non sapevo più se ero una bibliotecaria, se ero un insegnante, se ero un doposcuola e di fatto nessun altro utente si fermava perché c'era talmente tanta confusione che proprio la biblioteca era diventata ostaggio di questo gruppetto di liceali. Quindi grazie anche per... Sì, tra l'altro queste funzioni anche di aiuto ai compiti è molto diffusa in molti paesi, in Italia forse non tantissimo, in molti paesi, in America ma anche in altri, può avere naturalmente anche il suo senso. Io mi ricordo, io non so se l'ho fatto di persona, ma avevo amici che naturalmente lo facevano come volontariato da ragazzi, insomma, però appunto poi magari anche governare, bisogna avere forse anche spazi per poter governare appunto dei pubblici diversi, insomma. Certo. E comunque insomma, osservare il pubblico reale è sempre una fonte di insegnamento. Diciamo. Se posso chiusare questa parte, insomma, nei tanti cappelli coperti negli anni, io ho lavorato anche in biblioteca ed effettivamente il micromondo che si viene a formare, anche stagionale, ecco, nei corridoi, nelle sale, nello spazio della macchinetta del caffè, eccetera, è fin gustoso, insomma, da studiare e da guardare, tanto che concorre a creare questa invidia e quest'astio verso gli altri colleghi riguardo ai bibliotecari che guarda quelli, già lavorano in un posto bello, poi leggono tutto il giorno e si divertono e poi stanno sempre lì a chiacchierare, ecco. Questo mito del bibliotecario, soprattutto nell'ente locale, che è comunque la persona fortunata. Che poi... Sì, forse un po' il problema è che io ricordo per esempio quanto era simpatico quando frequentavo, avevo modo all'Archivio di Stato di Genova, perché sul balconcino, diciamo, insomma, fuori dalla sala di studio, poi c'erano delle scalette dove si andava a fumare normalmente, si conoscevano persone che facevano, ma tu che ricerca fai? Insomma, era molto piacevole, però era un pubblico omogeneo, no? Dentro non si parla, però se trovo, quando so che tu ti occupi di musica, di oratorio, quando lo trovo ti chiamo, dice, così assegni, vieni a vedere se questo documento ti interessa, quindi si crea un bel ambientino. Però tra, diciamo, tra simili, insomma, no? Si va dal dottorando al vecchio professore, insomma, dal laureando. Effettivamente il problema un po' della biblioteca pubblica è la biblioteca per tutti, e per tutti, tutti sono diversi, ma proprio tanto, no? Quindi riuscire a gestire appunto i tutti è molto più difficile, perché certo effettivamente queste situazioni di aggregazioni sono belle. Mi ricordo, vabbè, non la faccio lunga, ma mi ricordo che una volta Igino Poggiali, con cui ho lavorato per parecchi anni e che aveva dei lampi di genio, chiamiamoli così, dice, guarda, tu pensi ancora che la biblioteca è un posto dove il bibliotecario fa le cose per gli utenti? No. Era un po' pessimista, no, pensava che nessuno sarebbe stato più assunto, no, sarà un posto in cui gli utenti fanno delle cose per loro, per gli altri, diciamo, per gli altri utenti, insomma, gli utenti si auto in qualche modo servono, che era forse un pochino, però può essere anche un'idea utilizzabile, è stata utilizzata quando
Mi ricordo quando Ferrieri faceva i corsi di informatica di base, no, fatti dai volontari, da utenti, diciamo, ad altri utenti, insomma. Insomma, la biblioteca pubblica, appunto, per tutti è chiaramente un problema che ha una soluzione molto più difficile di ciò che ha un obiettivo specifico, no? Questo per forza così. In realtà il tema è molto interessante, perché poi la biblioteca effettivamente ha infiniti percorsi di discussione sui modelli, sui pubblici, sul suo percorso, sul presidio territoriale, ma anche le grandi biblioteche, anche l'edilizia bibliotecaria è un bel fronte su cui ragionare, gli acquisti. Io ho fatto i corsi alla fine degli anni 90, pochissimo insomma, e ricordo insomma tutto il dibattito sugli acquisti e la necessità, l'imperativo che c'era insomma di costruire delle raccolte omogenee, con dei percorsi, con qualcosa di più in più rispetto a quello che c'era negli altri luoghi, insomma, ecco. E quindi tanti temi, insomma, il mondo della biblioteca è stimolante per questo, ecco. L'idea era di presentare una prima chiacchierata in un brevissimo ciclo, ecco. Ma mi faccio da parte e vedo se Hilde vuole proseguire o chiudiamo così. Ma forse una cosa ancora, approfitto della presenza del professore, gliela chiederei, insomma, lo inviterei a regalarci così ancora qualche riflessione. Vedo collegati probabilmente qualche collega delle biblioteche pubbliche degli enti locali. La biblioteca universitaria di fatto ha un'anima, quella di ente locale ne ha un'altra. Certo, lei professore mi dirà, coprono esigenze diverse, rispondono a esigenze diverse, è vero. Tante volte non ci capiamo fra colleghi, delle pubbliche, io le chiamo così insomma, e delle accademiche, anche da un punto di vista dell'organizzazione c'è molta differenza. È vero che l'utenza è diversa, però alla fine insomma si tratta sempre di dare un certo tipo di servizio. Però io mi rendo conto che io sono per la prima volta in un chair anch'io dell'AIB, e giustamente insomma dobbiamo conoscere un pochino tutte le categorie, ma io fondamentalmente ho sempre lavorato in università. Vedo che i colleghi delle biblioteche appunto di ente locale, le pubbliche, hanno problemi che noi non abbiamo e viceversa. Sì, bisognerebbe, insomma, comunque diciamo è difficile conoscere, appunto bisogna conoscerli per esperienza, bisogna conoscerli per osservazione, soprattutto io trovo che l'osservazione sia una gran cosa, però appunto ho pochissimo modo di farlo, perché anche le biblioteche dell'università sono molto diverse, no? Ormai moltissime biblioteche dell'università si vedono solo studenti delle 150 ore. Di vedere, ma no, io lavoro in Pisa, un bibliotecario in cui tante cose funzionavano molto bene, la Sapienza ha il peggiore sistema bibliotecario d'Italia probabilmente, in cui le biblioteche nella romanistica sono quasi assenti, perciò diciamo tutto un altro paio di maniche. In ogni situazione insomma bisognerebbe capire, per esempio da noi c'è stata un'assoluta mancanza di reazioni alla questione dell'epidemia, non ha fatto nulla, non abbiamo neanche mai ricevuto una mail per dire. Che ci siano tutte queste differenze, poi sì, per parte degli studenti, ma bisognerebbe secondo me innanzitutto cercare come dire, di capire, se no un po' diciamo per preconcetto, insomma così, mi sono fatto quest'idea, ma non... ecco, adesso si sente bene, abbiamo perso un po' un pezzettino, come se lei avesse la connessione un pochino traballante. Sì, può darsi, è che insomma tante volte è difficile avere delle informazioni che rispondano a realtà. Appunto io leggo articoli, vedo persone che dicono che in molti posti le biblioteche hanno reagito in modo attivo, no, all'epidemia, appunto nel caso di Roma certamente no,
cioè a Roma non conosco nessuna biblioteca che abbia agito in maniera attiva per l'epidemia. Può essere che ce ne siano, ma non quelle che conosco io. Appunto, per dire, alla Nazionale di Roma, per farsi riattivare la tessera, perché non si potevano consegnare i libri, è chiusa, non puoi riportare i libri, ti cancellano la tessera. E poi, no, beh, così che e poi fai tutta la tua fatica, fai tu la tua fatica, non loro. Fornitura di documenti a distanza, non se ne parla neanche. La Sapienza, che è la più grossa università d'Europa, neanche una mail dalle biblioteche in 2 anni che ti dicesse cosa puoi fare. Io sono riuscito ad avere un articolo di rivista perché era stato scansionato con Google, ma ci ho messo una settimana, poi ho rinunciato. Comune di Roma non ne parliamo neanche. Poi naturalmente ci saranno posti diversi, però appunto bisogna un po' verificare. Non è detto poi che nelle pubbliche le esigenze siano sempre molto diverse, ci sono anche persone che non hanno un'affiliazione universitaria ma studiano. Bisogna confrontarsi con le persone reali, mentre io vedo molte chiacchiere appunto senza confronto spesso con persone reali. Scusate, ma ora però in questo finale veramente uno tende a diventare troppo polemico, ma non la prendete male, si fa per capirsi. Non c'è stato un dibattito, ma insomma, che ne sapete voi professori, no, della gente? In realtà, soprattutto quando era a Pisa, ma anche adesso, un professore che parla con gli studenti vede una quantità di studenti che vengono da posti molto diversi, e naturalmente io più o meno quasi sempre magari gli chiedo anche come va la biblioteca al posto suo. Quando ero a Pisa, appunto, guinzagliavo i miei studenti nelle biblioteche pubbliche della regione, perciò io avevo testimonianze di prima mano su decine e decine di biblioteche. Il direttore di una biblioteca no, tutt'al più può vedere la sua, e con i suoi utenti è molto raro che ci parli. Naturalmente non può andare in giro per la Toscana a vedere le biblioteche degli altri. Perciò non c'è dubbio che spesso un professore, se parla con gli studenti, è molto più informato sulle biblioteche pubbliche della Toscana del direttore di una biblioteca della Toscana, che difficilmente è ben informato anche sulla sua, perché non sta in sala di lettura a guardare che succede, sta in ufficio. C'era una teoria che si chiama management by walking around, che per conoscere un'organizzazione bisogna appunto fare il management by walking around, andare in giro. Questo comunque è anche un po', diciamo, uno scherzo, insomma, però conoscere la realtà è difficile, e l'università è molto meno isolata dal mondo di come si crede, perché gli studenti vengono dappertutto e parlano anche, se uno, diciamo, se uno gli fa le domande e sente le risposte, hanno la loro esperienza. Sì, certamente. Poi un'altra verità è che nelle biblioteche universitarie, ma anche nelle pubbliche più grandi, abbiamo il front office e il back office, e quindi chi lavora al pubblico si rende conto di tante cose, forse più di quelli che come me ad esempio lavorano ecco, solo come appunto servizio dietro le quinte, quindi acquisti, catalogazione, e tante volte le persone ruotano. Pisa in tutto era un posto molto vivace, perché ogni tanto uno trovava al bancone la direttrice della biblioteca, mentre a Roma no, oltre che 150 ore è impossibile vedere. Sì, ne abbiamo anche noi, credo. Comunque sì. anche a Roma io lo conosco poco, perché pare che faccia servizi adeguati, non abbiamo una biblioteca a scaffale aperto, discreta, è un po' malmessa. Sì, sono mondi complessi comunque, e poi una cosa sono le grandi biblioteche, che siano universitarie, che siano, e appunto quelle biblioteche magari di comune, quasi presidi, però ci sono anche biblioteche di comune molto ben organizzate, con servizi molto ben differenziati per fasce di età, e lì c'è tanto, secondo me, è dovuto sia al bibliotecario ma anche al rapporto con l'amministrazione e al tipo di amministrazione, no? Se l'amministrazione non è sensibile,
penso che anche il migliore bibliotecario abbia i suoi problemi. Comunque certo il bibliotecario in moltissimi posti è fondamentale, questo non c'è dubbio, appunto sempre nella mia esperienza toscana ogni tanto venivano appunto persone che dicevano, sì, sono andato in quella biblioteca, ho trovato una persona meravigliosa, Alberto Cheti. Ma lo conosce? Ma sì che lo conosco. Perché è così, perché ci sono biblioteche dove ci sono dei bibliotecari talmente bravi che chiunque ci va se ne accorge, diciamo. Qualunque sia la sua esigenza se ne accorge. C'è stato effettivamente un periodo in cui in Toscana di cittadine, insomma, dove c'era un bibliotecario bravo, c'erano almeno 20-30, ecco, tra Firenze e Pisa, insomma, un certo numero, e quelli si riconoscono. E ci sono anche i posti appunto dove invece ti dicono, io ho provato a chiedere, ho detto no, non lo so, non c'è. Capita anche che il bibliotecario di ente locale debba occuparsi di tutt'altro, magari benissimo, ma non sempre è così felice, le dico la verità. Certo, ecco. Bene. Comunque insomma sì, abbiamo cercato di toccare un po' di punti, è chiaro che le situazioni sono diverse e comunque bisogna insomma, cercare di ragionare sui fatti e su come possiamo realmente interagire e non tenerci, diciamo, troppo in una dimensione aerea, che io lo trovo frustrante, perché la realtà, anche la realtà minuta, diciamo, comunque si impara sempre qualcosa, mentre chi è che lo diceva questo, che le vite sono sempre più interessanti dei romanzi alla fine, nel senso che c'è più, e della storia comunque, no, quella di sintesi, perché insomma dal concreto si impara sempre qualcosa, ecco. Questo mi sembra molto importante. E la biblioteca, c'è poco da fare, una cosa che diceva appunto Giovanni Solimi nell'articolo che citavo l'ultima volta, è sempre stato un posto dove c'erano persone, non tutti, ma che ci mettevano un loro spirito, cioè pensare che sia un lavoro che può essere semplicemente fatto, come dire, a regola d'arte e che non c'ha sentimento, io penso che sia un'idea sbagliata. Sì. Okay. Cioè un'idea in astratto, no, per carità. Però invece forse è un'idea astratta, mentre in realtà il lavoro del bibliotecario senza sentimento forse non può funzionare, insomma. Forse come per tutti i lavori, quando li facciamo con un certo tipo di passione, con un certo tipo di competenza, anche con un certo tipo di piacere nel farli, no? Risultano fatti in maniera diversa, certo. Professore, la ringraziamo tutti tanto, grazie della sua disponibilità, grazie di questa bellissima chiacchierata, mi fa tanto piacere che venga registrata perché sicuramente verrà recuperata anche da tanti colleghi che oggi non potevano essere collegati e noi continuiamo a seguirla, insomma, almeno i bibliotecari intendo, nei suoi progetti, nelle sue pubblicazioni. Dimitri, grazie, volete aggiungere qualche cosa anche voi? Ma io volevo soltanto ricordare il prossimo appuntamento, 13 maggio, con l'archivistica questa volta. Quindi spero che anche i bibliotecari seguiranno, perché poi alla fine siamo così i cugini, no? Con percorsi a volte molto vicini, a volte meno, ma con un confronto che è sempre particolarmente interessante. Quindi 13 maggio. Bene, allora, arrivederci a tutti. Posso, sì, certamente il 13 avremo Raffaele Pittella, che sarà molto interessante seguire nel suo percorso sulla storia degli archivi, però anche se mi ero ripromesso di non rintervenire alla fine, ringrazio veramente di cuore Alberto Petrucciani di questa chiacchierata e della vicinanza alla nostra città, alla nostra università, insomma, che ha dimostrato. Chissà che in un futuro non si possa trovare l'occasione per ospitarlo da noi. Ecco. Molte grazie per la bella chiacchierata. Grazie veramente.